Fatturato abbattuto del 40% e centinaia di lavoratori stagionali non assunti con danni economici e sociali per molte famiglie che vivevano di questa occupazione. Emerge dall'analisi del centro studi di Confcommercio. Dopo aver evidenziato la perdita di almeno 35 milioni di euro nel solo mese di dicembre, per il settore della ristorazione in Veneto orientale ora i riflettori sono puntati sulla distribuzione all'ingrosso. Il fatto che il decreto ristori, i vari aiuti statali non hanno riguardato i distributori, i grossisti. Il governo si è concentrato sul consumatore finale e sull'esercente, il pubblico esercizio, quindi ristoranti e bar, con ristori peraltro molto modesti, però non ha stanziato nulla per la catena, la filiera, quindi il grossista è stato lasciato completamente fuori. Nella città metropolitana sono complessivamente 5.267 le attività, di cui 745 operanti nel settore alimentare. Di queste, 76 si occupano di distribuzione di bevande e 169 di altri prodotti alimentari. Imprese in ginocchio e centinaia di lavoratori non assunti e molti altri in cassa integrazione. L'assunzione di lavoratori stagionali in questo settore non c'è stata proprio all'inizio per i mesi di maggio e giugno, poi molte aziende per i mesi luglio e agosto hanno cercato di fare il possibile con le forze che avevano a disposizione, quindi si parla di centinaia di lavoratori stagionali che non sono stati assunti durante il 2020. Purtroppo questo comporta anche per molti casi l'impossibilità di accedere agli aiuti poi durante l'inverno, il sussidio di disoccupazione in sostanza, quindi mancando i contributi versati durante l'estate non hanno possibilità di accedere alla NASPI durante l'inverno. Di questo passo il rischio di chiusura è elevato. Il rischio è che una crisi di questo genere, protratta per tempo e senza nessun tipo di aiuto, possa mettere in ginocchio le imprese stesse e causare chiusure e perdite definitive di un patrimonio, di una filiera distributiva che è importantissima